senza. Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, cari amici di Radio Libertà, un nuovo appuntamento con Sic et Non per indagare, per commentare, per insomma cercare di liberarci dal pensiero woke, dal pensiero unico dominante, per fare qualche riflessione diciamo un po' più seria del solito, meno legata al gossip e alla cronaca più spicciola. Ovviamente vi ricordo che potete intervenire per proporre argomenti, per commentare, per contestare allo 02 92 94 72 22. Ovviamente tanta carne al fuoco, si parla di Europa, si parla ovviamente di questo prestito delle armi, perché l'Europa sta insistendo con il famoso prestito SAFE, se portarlo avanti o meno, il che vuol dire eventualmente un altro PNRR con interessi ancora tutti da scoprire, ma poi con condizionalità che ovviamente insomma ci obbligheranno ad agire come vuole la Commissione europea, perché poi è quello un po' la chiave di volta, è quella la chiave di volta poi per le istituzioni europee, per costringere un po' gli stati a fare il suo volere, insomma, ecco. Tra l'altro con un'Unione Europea che comunque fatica a rintracciare fondi, li cerca sul mercato dei titoli, ma soprattutto li cerca attraverso poi risorse proprie, le famose che non sono altro che nuove tasse europee, quindi staremo a vedere. Ultimamente è stata respinta la proposta di una tassa europea sul tabacco, respinta direi in maniera importante. Staremo a vedere insomma dove andranno poi ancora a rintracciare le risorse. Restiamo sul tema della propaganda, manipolazione, ne avevamo parlato anche nell'ultima puntata. C'è un bell'articolo, ne parla Il Secolo, ne parlano altri. Lo scoop è del Daily Telegraph, con un quotidiano britannico di ispirazione comunque centrista, di grande tradizione, Daily Telegraph. Di che cosa si parla? Si parla di manipolazione, di bambini manipolati addirittura, perché perfino nei cartoni della BBC pare che entri la propaganda pro migranti. C'è anche lo zampino di Soros, appunto, diciamo, commentano i giornalisti. Dalla fiction per minori della BBC a Coronation Street, quindi tutte queste vari programmi, insomma, vari format della TV britannica, il Telegraph svela la rete di enti pro migrazione che usano sostanzialmente la cultura pop come cavallo di Troia per cambiare un po' l'opinione della gente, soprattutto dei giovani, e anche per rispondere, come vedremo dopo, anche a specifici fatti di costume della società britannica. Prima erano i talk show, poi i giornali, poi le serie televisive. Ora a quanto pare tocca pure ai cartoni per bambini. La battaglia culturale sull'immigrazione non passa più solo dalle aule parlamentari o dai cortei con gli striscioni. Entra nelle case, si traveste da commedia familiare, parla ai bambini di 6-7 anni e pretende pure di chiamarsi sensibilizzazione. A rivelarlo è proprio il Telegraph, che ha ricostruito il lavoro di alcune organizzazioni britanniche impegnate nel cosiddetto cambiamento narrativo, una formula elegante che in realtà nasconde una cosa molto semplice, cioè provare a cambiare, a spostare l'opinione pubblica verso una visione più favorevole ai clandestini. Ecco, questo diciamo che l'utilizzo dello strumento televisivo, in realtà di tutti gli strumenti di comunicazione, anche per, non dico esperimenti di ingegneria sociale, ma poco ci manca, non è di oggi. Ci sono stati casi diversi in cui la comunicazione è stata determinante, anche casi
oggettivamente positivi. Ricordo il caso di Nichelle Nichols, il famoso tenente Uhura di Star Trek, che è stata una delle primissime donne di colore ad apparire in televisione, sponsorizzata anche da Martin Luther King, così come proprio per la presenza di persone di colore, di una famiglia di colore anche benestante, è stata molto positiva sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, per esempio la famosa sitcom che vi ricorderete senz'altro dei Jefferson con Herman Hemsley. Quindi diciamo il problema è verso insomma dove si vuole andare in questa maniera anche un po' più sottile, e quali sono comunque i pericoli che nascondono. Al centro dell'inchiesta del Telegraph e comunque che cosa c'è? C'è Herd, che è questo ente fondato nel 2021 e destinatario, appunto secondo quanto viene riportato, di oltre 4,5 milioni di sterline in finanziamenti, 5 milioni di euro, oltre 5 milioni di euro. La sua missione dichiarata non lascia troppo spazio all'immaginazione: spostare gli atteggiamenti, le norme e le preferenze politiche della collettività. Tradotto, cambiare il modo in cui i cittadini guardano a certi temi, e fra questi naturalmente il fenomeno migratorio. Il passaggio più delicato ha riguardato Pickle Storm, che è una sitcom per l'infanzia trasmessa da CBBC, che è il canale della BBC dedicato ai minori. La protagonista è Pickle, una giovane aliena, ascoltate bene, costretta a fuggire dalle persecuzioni sul proprio pianeta e a trovare rifugio in una cittadina britannica. La trama è costruita sullo shock culturale della sua famiglia, lavorato ovviamente e raccontato in chiave comica. Fin qui nulla di scandaloso, ma se non che Herd sostiene di aver incontrato i produttori della serie con l'obiettivo dichiarato di entrare nei media per i bambini e di incidere direttamente sul modo in cui la migrazione viene inquadrata nei contenuti destinati ai più piccoli. È chiaro che, insomma, quel limite è stato un po' più superato. Siamo davanti al tentativo dichiarato di orientare linguaggio, cornice emotiva e quello che i sociologi chiamerebbero il sottotesto politico. Il tutto dentro a un prodotto pensato per chi non ha ancora, cioè i giovanissimi, degli strumenti per decidere, diciamo, e per creare una distinzione tra educazione vera e propria e propaganda. La BBC respinge questa accusa di condizionamento e sostiene che Herd non abbia avuto alcun potere sul montaggio o la produzione, ed è una difesa prevedibile. Ma se un'organizzazione si vanta di aver contribuito a modificare il racconto della migrazione, il fatto non può essere liquidato come una normale consulenza. Il meccanismo, tra l'altro, non si ferma ai bambini. Herd avrebbe lavorato anche con gli autori di Coronation Street, che è una storica soap opera di ITV, contribuendo alla costruzione della storyline di Darian. Chi è Darian? Ascoltate bene: un giovane richiedente asilo iracheno, personaggio rappresentato in modo apertamente compassionevole, mentre il suo antagonista è Griff, non a caso agitatore di destra che si lamenta dei musulmani, recluta giovani bianchi della classe operaia e arriva a picchiare il richiedente asilo. Lo schema sinistro è abbastanza elementare, voi capite. Da una parte il migrante vittima, dall'altra la destra cattiva, rozza e violenta. Ecco, non sono proprio delle sfumature alla Dostoevsky. ITV ha confermato di aver lavorato con il gruppo, ma ha precisato che gli autori avevano già pensato al personaggio. Anche qui nessuna missione di regia politica, ma resta la fotografia di un ecosistema in cui queste associazioni militanti sussurrano a sceneggiatori, produttori, redazioni per correggere la percezione pubblica dei migranti. Nello stesso ecosistema si muove anche Pop Change, che è quell'iniziativa britannica nata per usare la cultura pop come leva un po' per modificare il sentiment verso i profughi, ed è qui che compare lui, sempre lui, maledettamente lui, George Soros. Come riportato dal Telegraph, questo progetto infatti è stato finanziato dalla Open Society Foundation. Ovviamente Pop Change, tra l'altro, fa parte di un'organizzazione di Counterpoint Arts, che è un'organizzazione che dichiara di voler contrastare
la narrazione anti-migrazione. L'obiettivo è usare cinema, fiction e media per cambiare il modo con cui parliamo, pensiamo e sentiamo la migrazione. Insomma, chiarissimo, ecco. La stessa Counterpoint avrebbe collaborato con BAFTA, cioè quindi con i più alti livelli del cinema britannico, per formare giovani filmmaker sul cosiddetto potere narrativo e sul cambiamento sociale. Insomma, una cultura pop come cavallo di Troia e la fiction come palestra ideologica, mentre il pubblico chiaramente è solo da rieducare. Non finisce qui. IMIX, ennesima organizzazione specializzata, punta invece a lavorare con giornalisti di diversi media per raggiungere quello che nei suoi documenti viene definito il centro misto, cioè quella nicchia di persone che comunque sono persuadibili, non militanti, non ideologizzate, non già coinvolte. In altre parole, il vero terreno di conquista. E anche qui c'è la pubblicazione di centinaia di storie favorevoli sulla stampa nazionale britannica. Tra queste, un articolo della BBC su rifugiati fuggiti da un paese in guerra e accolti da una nuova famiglia. In Gran Bretagna, oltre a un servizio dell'Independent, altro quotidiano diciamo di centrosinistra, su rifugiati africani LGBT impegnati contro il sistema d'asilo, pensate. Alcuni contenuti sarebbero stati ideati in risposta a eventi politici specifici, come il piano Ruanda. Voi sapete che la Gran Bretagna vorrebbe ospitare in Ruanda sostanzialmente i CPR, i centri di espulsione, le tensioni sugli hotel per i richiedenti asilo, i disordini che ci sono stati nel 2024, in pratica una contronarrazione organizzata. Le testate ribattono dicendo che ogni proposta viene valutata sulla base del merito editoriale, ma è chiaro che insomma i responsabili delle notizie sono evidentemente come dire, interessati. C'è un modello comunque che esce e lo vediamo molto bene, che è quello di rendere digeribile per una parte crescente degli inglesi ciò che non lo è più, specialmente dopo quanto è accaduto a Belfast. Guai quindi a raccontare i costi, i reati commessi da stranieri, i fallimenti dei governi laburisti sull'integrazione o l'impatto di tutto questo sulle comunità locali. Meglio raccontare la favoletta, strumentalizzare l'empatia, isolare il caso umano e trasformarlo in chiave universale. Quindi prima l'emozione che il raziocinio e quindi non conquistare solo le leggi ma l'immaginario, che è un po' l'idea della galassia globale e progressista. Vedo che abbiamo una telefonata, la facciamo passare. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tonini, la solita Lisetta. Prego, buongiorno. Allora, non è indicato come ora di pranzo, ma io lo devo dire, la cosa è fuori dai denti. Prego. Allora, la nostra Lega, dottor Tonini, è un partito al bivio. Il sondaggio con Zaia, la Lega può salire al 12,2%. Allora io dico che altro che Vannacci e i bassifondi della classifica, una Lega con Zaia, dottor Tonini, segretario, diventerebbe il terzo partito d'Italia con il 12,2%, sopra i 5 Stelle e sotto PD e Fratelli d'Italia. E lo scenario prospettato, da quello che ho letto, dal sondaggio U-Trend per Sky TG24, continuano a proliferare invece gli striscioni pro Zaia, dopo quelli esposti in Lombardia, ora eccone 2 anche in Veneto, proprio davanti a un luogo simbolo, dico io, del partito padano, il K3 di Treviso. Il sondaggio di U-Trend, da quello che ho letto, rideva il potenziale complessivo di una Lega di Zaia che dal 5,8 attuale balzerebbe addirittura al 12,2%. E poi aggiunge che guardando poi agli elettori della Lega, il 18% voterebbe sicuramente il Carroccio se fosse guidato da Zaia. Poi aggiungo che la Lega dottor Tonini, è in un momento di grande difficoltà. Giovanni Diamanti, fondatore di Quorum, mi sembra U-Trend, e professore di marketing politico all'Università di Padova, ha detto che essendo schiacciata a destra da Vannacci e da Fratelli d'Italia sul fronte istituzionale, il progetto, dottor Tonini, di un partito nazionale pare essere crollato. Il rischio è di perdere di credibilità anche come partito del Nord. E voglio terminare, dunque, avanti, perché mi sembra che qua le cose non vadino avanti,
Avanti con la strategia del logoramento, con il partito sceso al 5,8%, superato persino dal futuro nazionale del generale Vannacci. Nient'altro, sono naturalmente molto demoralizzata. La salute e buona giornata. Buona giornata. Allora, nessuna demoralizzazione, ripeto. È chiaro che tutti puntano al bersaglio grosso. La Lega è un avversario per tanti, anche un avversario diretto, sia per i concorrenti nel centrodestra, sia ovviamente per le forze della sinistra. Anzi, la Lega, ripeto, nonostante non sia più il partito leader della coalizione di centrodestra, subisce degli attacchi molto forti, evidentemente perché la Lega è un partito molto meno irregimentabile di quanto si pensi, insomma, ecco. E poi, se parliamo dello scenario europeo, che credo di conoscere abbastanza bene, insomma, è anche l'unica vera opposizione anche all'idea iperburocratica che purtroppo permea la commissione von der Leyen, insomma, ecco, che altri invece anche nel centrodestra sostengono. Ritornando alla nostra Lega, non facciamo l'errore però di diventare un partito eccessivamente lideristico, scusate, affidandoci a Tizio, a Caio o a Sempronio. La nostra forza è la nostra pluralità, i nostri militanti, i nostri amministratori locali, che quasi sempre sanno ben governare perché hanno una storia di vicinanza al proprio territorio, perché seguono, perché chiunque sia in Parlamento, comunque almeno il consigliere comunale l'ha fatto. Non siamo i 5 Stelle, i malati della rete e queste cose, quindi diciamo che c'è una saggezza intrinseca. Certo, c'è un momento difficile di appannamento, c'è una perdita di credibilità da parte di alcuni che va superata. Il Consiglio federale ci sta provando a mettere mano. Vedremo cosa accade. Siamo tutti ansiosi e, ripeto, riponiamo la fiducia nella guida appunto del movimento. Qualcosa va fatto, qualche cambiamento, ripeto, evitando che chi, ripeto, soffi sul fuoco per spaccare possa avere facile presa sulla militanza. In questo momento c'è da essere innanzitutto fedeli e vicini alla nostra Lega, che deve ritrovare tutti i suoi i suoi temi naturali, temi assolutamente precipui ad essa, che sono l'autonomia, il contatto con il territorio, l'essere capaci, insomma, l'essere padroni a casa nostra, che poi va veicolato e declinato in tutte le possibili gestioni, compresa quella migratoria, che resta anche uno dei grandi argomenti di tutto il centrodestra, gestito in maniera diversa, ma di tutto il centrodestra. Il generale in questo momento ha dalla sua un certo entusiasmo e anche la facilità di essere praticamente slegato da ogni reale responsabilità di governo, e quindi da nessun problema. Può dire ciò che vuole senza renderne conto in questo momento. Poi, ripeto, è sicuramente un personaggio affascinante, ma insomma la Lega va oltre, perché è un movimento che ha avuto in se stesso tanti e tanti personaggi e ha una leadership. Può anche modificare negli anni la sua linea, come è stato fatto, ma mai perdere fiducia, e mai cercare la facile scorciatoia dell'uomo della provvidenza. Staremo a vedere. I sondaggi li ho letti anch'io. Ripeto, anche questi di U-Trend. Poi, ripeto, dirò una cosa politicamente scorretta, ma i sondaggi spesso fanno felice il committente dei sondaggi, ecco, mettiamola così. Cioè, diciamo che l'istituto demoscopico sì, fa delle rilevazioni, ma cerca sempre di rendere felice chi paga il sondaggio. Quindi stiamo anche attenti a questi sondaggi e a come vengono utilizzati, ma lo stesso vale per i sondaggi della Sette che vediamo da Mentana, che insomma, per esempio, è il primo a fare un po' di subdolo terrorismo su queste cose, ma ripeto, è anche il mestiere dei
dei giornalisti raccontare ciò che accade e commentarlo. Ecco, quello che dobbiamo fare noi è analizzare le cose come si deve e ovviamente andare oltre una visione di parte. Certo, bisogna agire. Dico anche che forse gli anni del Covid e tutto quanto, con tanti problemi, tante cose non dette, perché poi c'è stato il problema anche di una base che non si è interfacciata molto con i vertici, per colpe evidentemente di ambo le parti. Che cosa succede? Che ci siamo anche un po' disabituati a fare la nostra parte. Ogni militante deve ricominciare innanzitutto a fare la propria parte, e poi allora avremo il diritto di andare avanti. Poi tutti, ripeto, state parlando con una persona che ha più di 30 anni di militanza nel movimento Lega, e quello che vi dico è siate fiduciosi, siate coraggiosi, perché ne abbiamo affrontate di crisi, non è la prima volta. Forse questa volta dobbiamo essere più decisi, ecco, dobbiamo essere più decisi, e quindi stiamo a vedere, ripeto, non diventiamo strumenti di propaganda per vari motivi anti-Lega, perché questo francamente non serve. Poniamo dei problemi, mettiamoli sul tavolo, frequentiamo di nuovo le nostre sezioni, ripeto, c'è una voglia di rinnovarsi che sta diciamo passando dai territori, dalle varie segreterie regionali o nazionali, come si diceva una volta. Insomma, abbiamo sentito, si parlava di Zaia, ma insomma possiamo parlare anche di Molinari, di Fedriga, di Massimiliano Romeo, che insomma veramente è impegnatissimo tra Lombardia e Roma. Quindi ripeto, mai far perdere la speranza alla gente, sicuramente, ripeto, recuperare la credibilità perduta, cercando di andare oltre quella che è una gestione del contingente, e invece cercando davvero di rinnovare noi stessi e di evitare gli errori del passato. Questo è quello che mi sento di dire a tutti voi. Vi ringrazio, la prima pausa e poi rientriamo in studio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic non di nuovo in onda, Radio Libertà, 02 92 94 72 22 per intervenire in diretta. Come avete visto non schiviamo le domande, cerchiamo di dare una visione che è una visione sicuramente personale, ma una visione di buon senso. Ecco, ritornare al buon senso è quello che è un po' il must anche della nostra
della nostra trasmissione, insomma, ritornare a usare il cervello, non farci, come dire, portare in là dalla propaganda o anche dalle, insomma, un po' guerre intestine, come abbiamo sentito in precedenza, che mi auguro, ecco, ripeto, mi auguro che ogni movimento sia fatto nel bene e nel precipuo interesse di una forza politica che rappresenta e ha sempre rappresentato una grande speranza per il territorio. Vi dicevo, tra le notizie interessanti continuiamo a parlare di ideologia al potere, di come dire, di voglia di manipolare giovani e meno giovani. L'ultima arriva, purtroppo dico io, dalla una dichiarazione politica congiunta scritta dalla Società Italiana di Pediatria e l'Associazione Culturale Pediatri, che hanno lanciato una guida pediatrica che si chiama Oltre lo sguardo, destinata e dedicata, pensate un po', dai pediatri, ai temi dell'identità di genere, dell'orientamento affettivo e sessuale, dell'accoglienza delle differenze, anche nei percorsi di cura pediatrici. Pubblicata il 15 giugno e presentata poi a Roma, verrà presentata ufficialmente quest'autunno. Quindi un movimento al nostro interno che, nonostante, ripeto, l'Italia stia cercando di muoversi e di regolamentare determinate situazioni, lo ha fatto con la legge Valditara per quanto riguarda le scuole, lo sta facendo per esempio lanciando da Ginevra una moratoria internazionale contro la maternità surrogata, che è un altro grande argomento, insomma, un po' del mondo LGBT. Ebbene, nasce questa guida che è, insomma, ci lascia molto perplessi, nel senso che questa guida sostanzialmente non dà degli approcci di cura, ma sostanzialmente rientra ancora una volta in un modo di vedere, in indicazioni che, ripeto, rispetto alla pediatria non c'entrano nulla, insomma, ecco. Vediamo un manuale vero e proprio di indottrinamento, lo dice anche appunto l'articolo che stiamo commentando, che arriva dalla Verità di Patrizia Floderreiter. Ebbene, vale ed è costruito intorno alla premessa che i bambini e gli adolescenti LGBTQIA+, eccetera, eccetera, sperimentano stigma, incomprensioni e discriminazioni, e che il pediatra deve essere il primo punto di ascolto. Quindi il pediatra deve diventare anche uno psichiatra, uno psicologo, sebbene, ripeto, questo supporto sicuramente ci deve essere, ma per dare assistenza al coming out, per inclusa, pensate, la promozione della carriera alias scolastica. La carriera alias scolastica è quella che, diciamo, consente a una persona con disforia di genere o comunque con, diciamo, una particolare idea in testa di non farsi chiamare con il suo nome, ma con un suo soprannome o con un suo nome di elezione e non con un nome di nascita. Ripeto, sono annotazioni che, ripeto, danno una piena adesione al mondo LGBTQ e non si capisce perché, secondo me si va fuori tema, insomma. Si parla di apertura verso un linguaggio rappresentativo e rispettoso di ogni identità, ma sono sempre stati rispettosi i medici, però i medici devono fare anche delle domande precise, insomma, devono chiedere, cioè, il sesso, devono verificare determinate situazioni, insomma. Pur consapevoli dei limiti dell'impiego del maschile sovraespeso, si è scelto di aderirvi per garantire maggiore comprensibilità nel testo e ridurre il carico cognitivo del lettore. Anche qui si mettono un po' le mani avanti, un manifesto, insomma, di rivendicazioni anche nel linguaggio che conosciamo bene a livello, insomma, di Boldrini, ecco. E consigli pratici, ripeto, usare nomi e pronomi elettivi in base all'identità del genere che il bimbo avrebbe scelto, perché poi un bambino di 5-6 anni
può scegliere secondo questi signori e non farsi condizionare. Quindi, mentre tu a una certa età non puoi guidare la macchina, non sei imputabile penalmente se non in determinate situazioni estreme, non so, non puoi votare, non puoi avere un conto in banca, ma potrai andare avanti, però puoi scegliere se cambiare sesso e potresti essere così maturo da avere addirittura un nome alias. Ecco, questo è un po' il cortocircuito che noi vediamo, ecco. Collaborare con i genitori nel riconoscere e mettere in discussione gli stereotipi. Ma adesso questa condizione degli stereotipi, vorrei capire che cosa stabilisce e chi stabilisce che uno stereotipo, o meglio, una colonna fondante del nostro modo di pensare è semplicemente sbagliato? Chi lo stabilisce? Perché è questo il fondamento. Bisogna eliminare tutte le certezze in modo tale che un minore si abbracci alla prima idea così forte che vede? Vogliamo fare così? Mi sembra veramente una follia. E poi ancora, pensate, rientrano perfino nei segnali di accoglienza un logo arcobaleno. Nella sala d'attesa occorre lasciare in bella vista non giornaletti o giocattoli, bensì brochure e libri per bambini che rappresentino diverse tipologie di famiglie, incluse le omogenitoriali e la diversità di genere. Il bagno deve essere neutro rispetto al genere e con indicazione che l'accesso è libero per tutti. E ripeto, questa è una guida per pediatri, insomma, non ci ritroviamo, ecco. Indipendentemente dalla presenza di spazio dedicato nel software gestionale, è importante specificare nelle note il sesso, ovvero se maschio o femmina o indeterminato, il genere, maschile, femminile, non binario, gender, e il nome di elezione, l'alias. Cioè, qui veramente siamo alla burocratizzazione anche di desideri un po' contorti o suscitati in maniera, secondo me, un po' artata, ecco. Ovviamente viene suggerita la sostituzione con diciture neutre come genitore/genitore, anche se non legalmente riconosciuti per quanto riguarda mamma e papà. Per prevenire il minority stress dovuto a stigma sociale e discriminazioni, è vietato chiedere che lavoro fa il papà. Bisogna optare per un neutro: che lavoro fanno i tuoi genitori. Ma se uno dei due è morto, non si rischia di intristire il piccolo? Il catalogo delle parole che feriscono e che un pediatra non deve mai utilizzare proviene direttamente dall'agenda LGBTQ. Ci sono, ripeto, delle frasi da non usare. Sei maschio o femmina? Orrore fare a una bimba ben vestita l'apprezzamento sembri una principessa. Così come vanno bandite frasi del tipo quando avrai dei figli. Sì, perché secondo la guida la maternità non è un bene da affermare. Meglio optare per una recriminazione. In Italia coppie dello stesso sesso possono unirsi civilmente e accedere all'adozione speciale del figlio del partner, ma non possono accedere al matrimonio, all'adozione piena di bambini e alla PMA. PMA è sempre la maternità surrogata. Attenzione a come queste associazioni descrivono l'utero in affitto. Sì, ve lo risparmio, però gravidanza altruistica, ecco. Quindi chissà come mai c'è chi si affanna a una moratoria su queste situazioni, e come se non bastasse le associazioni dei pediatri dichiarano che la comunità scientifica sarebbe concorde a definire i genitori omosessuali adeguati quanto quelli eterosessuali. Insomma, ci vogliono degli studi, non siamo pregiudizialmente, come dire, schierati, ma insomma bisognerebbe davvero indagare. Ecco, questo è un po' l'ultima, ripeto, dell'ideologia al potere che vi dicevo io, appunto, ideologia al potere che va fermata. Del resto il mondo medico è anche il mondo più toccato, se vogliamo, fin dagli anni 68-70. Voi sapete che il famoso DSM, che è sostanzialmente il manuale
delle malattie mentali, la dico in maniera brutale, diciamo, il manuale di tutti i disagi psichiatrici è stato cambiato almeno una decina di volte da quegli anni, perché alcuni atteggiamenti che prima erano definiti malattie mentali o comunque disagi psicologici sono stati espunti da quel manuale, e quindi insomma potete capire dove sto andando a parare. Questo è sicuramente un sistema che ci preoccupa, ecco, e specialmente da uomini di scienza non ce lo aspettavamo, ecco. Ritorniamo quindi a parlare del nostro masterpiece, del nostro argomento principale, che è e resta insomma l'invasione. Alcune notizie a spot prima di chiudere. Sono in corso negoziati appunto per la realizzazione di quei centri destinati agli immigrati che non hanno diritto d'asilo in Europa e non vi possono rimanere, quindi nonostante anche le polemiche sui CPR che sono avvenute per esempio in Lombardia in questi giorni, prendendo spunto dallo storico CPR di Milano, poi riaperto dal governo giallo-rosso, sto parlando di quello di Via Corelli, che ha avuto sicuramente dei problemi organizzativi e insomma di gestione. Il discorso è che evidentemente dei punti di espulsione ci vogliono e non, diciamo, eliminarli come chiederebbe certa sinistra. Ebbene, ci sono delle ipotesi già per questi centri fuori dai paesi UE. L'Italia insomma si sta muovendo, come sappiamo, sull'Albania. Gli altri paesi cercano la propria strada con la creazione di hub europei centralizzati. Ne ha parlato Politico, che è un portale online, è un quotidiano importante che fa riferimento al mondo delle istituzioni europee, e proprio all'interno di questo nuovo patto per le migrazioni e l'asilo prende forma, diciamo, un gruppo di paesi UE che valuta per esempio la possibilità di inviare in paesi come Ruanda o Uzbekistan i richiedenti asilo respinti. Tra questi paesi ci sarebbero comunque Danimarca, Austria, Grecia, Germania, Paesi Bassi. Ne ha parlato anche il primo ministro greco Mitsotakis, e diciamo che la strada anche di paesi geograficamente più vicini come Egitto e Libia sarebbe peraltro più logica a livello logistico, ma è stata esclusa per timori legati al rischio di traffico di esseri umani e quindi anche di una nuova propaganda, insomma, in questo senso, ecco. I negoziati non coinvolgeranno direttamente gli emissari dell'Unione, ma dovranno essere i paesi singolarmente in gruppo a muoversi, avendo comunque cura di tenere informata Bruxelles. Ovviamente c'è chi detesta questo piano ancora per questioni umanitarie, ma insomma è stata diciamo è stata un po' sdoganata questa situazione perché bisogna fare fronte evidentemente a un problema più vasto, ecco. E in tutto questo, mentre la sinistra, pensate, celebra la giornata dei rivoluzionari a Napoli in nome dell'anarchico Cospito, quello al 41 bis, e dei Propal. Insomma, i CARC hanno celebrato e stanno celebrando gli immigrati clandestini e i terroristi in carcere, parlando ovviamente di lotta contro l'oppressione e di un nemico che non esiste se non nella loro testa. Ovviamente la tesi di fondo è che queste frange radicali comunque cercano di accreditare chiunque finisca in carcere per qualunque tipo di terrorismo, compreso chi ha militato in formazioni sovversive, ha piazzato bombe, ha gambizzato dirigenti d'azienda, e non sarebbe quindi un criminale sottoposto alla legge, ma un rivoluzionario prigioniero. Ecco, una galassia quindi che va tenuta particolarmente d'occhio. Vi ripeto, si parlava di Cospito, eccetera, ma insomma c'è un tentativo che non è solo un tentativo retorico, ma è un tentativo reale di legare anche i vecchi volti della lotta armata degli anni 70 e 80 alle nuove leve della protesta e a ricreare insomma anche degli anni di piombo, ecco. C'è un vizio ideologico che è l'incapacità, come avrete ben capito, cronica di fare i conti con la storia e con la giustizia, perché per queste persone la legge non è uno strumento di convivenza tra le persone, ma è solo l'arma di una presunta repressione borghese. Quindi
ripeto, stiamo molto attenti. Altre notizie, ripeto, non edificanti. Purtroppo ancora una volta a Milano si è arenata la proposta del taser da dare alla polizia locale, diciamo a Milano, dopo poi tutto quello che è successo anche, ripeto, rispetto alla morte di quel poliziotto, di quel vigile urbano che purtroppo abbiamo visto in questi giorni. La decisione sui taser ai Ghisa, cioè ai vigili urbani di Milano, slitta, pare, alle calende greche. C'è una nuova fumata nera dove, rispetto a un accordo su questo emendamento, ci sono dei miraggi, c'è un tentennamento evidente. Il primo a mancare all'appello è il presidente della Commissione Sicurezza di Palazzo Marino, che ovviamente è un sinistro, è sinistrato, Michele Albiani, ed è evidente che c'è una frattura nella maggioranza che però crea problemi proprio ai vigili urbani. Gli stessi vigili urbani, i loro sindacati, insomma, parlano di un'offesa alla città e ai vigili, perché queste persone evidentemente non possono utilizzare uno strumento che si sta rivelando comunque utilissimo, certamente va usato con una formazione molto particolare, è uno strumento che può avere delle controindicazioni secondo la sinistra, ma che, ripeto, i numeri lo stanno certificando come assolutamente necessario, specialmente con l'ondata di crimini che, insomma, ci sta colpendo specialmente nelle grandi città. E quindi, insomma, il buon senso direbbe che va riconosciuto, ma la politica, ancora una volta, e quindi nessuno di questa maggioranza di sinistra di Milano si vuol prendere la responsabilità di far passare questo, perché dopo, insomma, poi i loro amichetti dei centri sociali evidentemente avrebbero qualcosa da dire a riguardo. Ma ripeto, è un tema che va affrontato, e come tutti i temi che va affrontati ci troverà pronti sempre in questa sede, in questa trasmissione, a commentarlo e a confrontarci con voi. Quindi vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio anche per le indicazioni che spesso arrivano sui social o sugli argomenti da trattare, e vi do appuntamento alla prossima settimana con Sic et Non.